Ci troviamo nuovamente su Soundtrack City con Fabrizio Vidale, che ha vinto al Music Comics di quest'anno all'interno del Romix 2023 come miglior doppiaggio per il premio Nuovi Mai, come miglior performance per Super Mario, per Bowser, Jack Black. Guarda, canzone meravigliosa, musica di Brian Tyler, Peaches. Allora, dai, raccontaci un po' l'impressione di aver ricevuto questo premio. Beh, sono molto contento, anche perché insomma appena già uscito il film, questa canzone ha avuto un grande successo, riconoscimento. Poi Jack comunque ha messo sui suoi social un video girato da lui che ha avuto in un'ora 7 milioni di visualizzazioni. La Universal ha messo nello stesso contempo la nostra versione italiana, proprio perché hanno visto che c'era stato un riscontro così importante. Il film è stato fra i più visti d'animazione dell'anno scorso, era Natale, e quindi insomma sono molto contento. Senti, ma poi anche diciamo che è un premio che va a confermare la tua grande bravura, ma poi anche i tuoi anni dedicati al doppiaggio. Tu quante volte hai doppiato Jack Black? L'ho doppiato io, sì. Che adoro visceralmente e già adoro. Ma hai doppiato anche l'episodio quello della serie Rick e Morty? No, della serie TV della moglie di Obama? Sì, anche. Sì. No, la serie TV quella di Disney Plus su Star Wars, lo spin-off di... Sì, certo. Cos'era? Sì, Star Wars, adesso non mi viene il titolo. Mandalorian. Sì, The Mandalorian. Okay. Sì. Perdona, forse delle 1000 serie e poi vado in confusione. No, ma anche lui quando ci siamo incontrati abbiamo cominciato a parlare un paio di anni fa e lui ha cominciato a chiedermi: ma hai doppiato anche questo film? Dico sì, ma hai doppiato anche questo? Sì, ma anche questo sì. E lui non riusciva a capacitarsi, no, di tutti questi anni passati, che sono più di 25 anni. Infatti. E quindi diceva, alla fine ha fatto una considerazione, dice: caspita, noi collaboriamo insieme da tantissimi anni, ed è bello insomma, perché in realtà è veramente, per noi doppiatori è una collaborazione, perché quando tu doppi un attore per tantissimi anni e sei una voce ufficiale, diventa una collaborazione, perché in italiano, anche se nelle piattaforme oggi c'è la possibilità di switchare e di poter sentire la parte in originale, però dai dati che Netflix ha reso noti lo scorso anno, l'87% delle persone comunque ne usufruisce in italiano, quindi questo è un dato importante. Ma poi devo dire che quando uno switcha con te la differenza non è tanta. Beh, c'è un buon match voice. La faccia della stessa medaglia un buon match voice. Il double cinematograficamente di Jack Black. Sì. Tanto ti ringrazio, è stato veramente un piacere averti con noi. Grazie a me. Complimenti ancora. Grazie a te. Ma guarda che grazie a te. Grazie a te. Questo è meraviglioso. Comunque per me è veramente fantastico avere il Jack Black italiano qui accanto. Grazie Fabrizio, ciao a tutti. Per il premio. Grazie. Ciao. Ciao.